Buona giornata e ben ritrovati con 7 in punto. Apriamo anche stamane la pagina informativa di Telepadova 7 Gold con mezz'ora di approfondimento, un ospite per poter approfondire questa mattina i temi legati alla maratona, o meglio, alle maratone, perlomeno alle corse, ecco, perché maratona ce n'è una importante a ottobre, 27 ottobre la Venice Marathon, ma con Piero Rosa Salva, a cui diamo buona giornata, ben trovato. Buongiorno alle telespettatrici e ai telespettatori, ben svegliati, buone corse intanto. Intanto è anche il momento, è stiamo la mattina di solito. Distogliendo qualcuno dalla corsa. Insomma. Dicevamo appunto, maratona ce n'è una, però sostanzialmente anche in questa settimana c'è tutta una serie di eventi, un evento in particolare che permette di collegarci alla maratona, alla Venice Marathon classica, però nella Venice Night Trail, che appunto sabato prossimo attende, c'è un modo diverso per chi corre, per i runners, di conoscere Venezia. Che Venezia innanzitutto? Beh, la Venezia che a noi veneziani piace di più, logicamente, e che vogliamo offrire agli ospiti che vengono da lontano ma anche da vicino a correre questa esperienza diversa. Il mondo del running si è molto evoluto nel corso degli anni e in particolare in questi ultimi tempi chiede anche delle proposte diverse, proposte che sono sì di agonismo ma anche molto spesso di aggregazione legate anche a una emozione ambientale, paesaggistica e perché no, anche così suggestiva come quella di una Venezia di notte. Noi 4 anni fa abbiamo recepito anche delle proposte perché noi abbiamo un forte rapporto attraverso i nostri social con il mondo dei runners, ma anche con il mondo degli appassionati che ci danno dei suggerimenti. È venuta questa idea di fare una corsa in notturna, una corsa comunque molto impegnativa dal punto di vista tecnico perché è una corsa di circa che attraversa, deve superare 51 ponti di Venezia, tra cui il ponte di Calatrava, il ponte dell'Accademia, quindi anche dei ponti importanti, non solo i ponticelli più piccoli, e quindi 51 ammazzano abbastanza le gambe per chi non fosse preparato. È una corsa di circa 16 km, perché Venezia sembra tanto piccola, ma se tu fai un labirinto e individui un percorso un po' tortuoso ma affascinante, fai anche molti chilometri, quindi partiamo dall'area portuale, il rapporto con l'autorità portuale è ormai antico e ci ospita sia per la maratona di ottobre che per questa manifestazione e arriviamo nell'area portuale che ha dei contenitori anche per i servizi di partenza e di arrivo. Poi facciamo una sorta di giro in senso orario per la città di Venezia, riuscendo a portare i runners che saranno tutti dotati di una lampadina sulla testa, sulla fronte, perché ovviamente si corre di notte, si corre in una città illuminata, ma come è noto Venezia ha delle zone di penombra. Ovviamente ci sarà una nutrita folta squadra di assistenza di nostri addetti agli incroci, alle callette, in maniera che la gente non si perda, con delle strutture luminose che potranno aiutare i concorrenti a correre in modo efficace senza sperdersi appunto per la città, però anche con lo spazio per godere la città, soprattutto coloro che magari andranno sì veloci ma non vorranno proprio correre in modo troppo veloce perché è comunque una gara da vivere con uno spirito anche ricreativo e associativo. Ha avuto un grandissimo successo e sì, le immagini potranno spiegarlo meglio delle mie parole. Ecco, la notte da questo punto di vista è stata una scelta obbligata per poter fruire Venezia in una certa maniera? No, beh, certamente si possono fare delle cose anche di giorno, magari in certi orari, insomma non troppo frequentati, anche perché noi vogliamo rispettare la nostra città che già sopporta una pressione fortissima di turisti, di ospiti, eccetera, e quindi è evidente che la notte, anche dal punto di vista delle autorizzazioni, della collaborazione con le autorità, in particolare l'amministrazione comunale di Venezia che ci aiuta in tutti i modi, in tutte le manifestazioni, però noi siamo partiti con la volontà di correre di sera perché pensavamo
di offrire appunto un'emozione differente, altrimenti abbiamo già la nostra maratona di ottobre, poi ci sono anche altre manifestazioni minori che si corrono a Venezia, delle corsette che durante l'arco dell'anno, più brevi, per cui l'idea era proprio quella di fare una cosa di notte. Ecco, naturalmente è un impegno organizzativo molto maggiore perché bisogna garantire la sicurezza, bisogna garantire dei partecipanti, ma anche bisogna garantire un po' la sicurezza e la convivenza con i nostri amici residenti veneziani, ai quali lancio subito un appello perché sabato 13 aprile dalle 9 alle 11, se uscite di casa, magari guardate un attimo, perché se abitate magari in una stradina può darsi che sbuchi fuori qualcuno con una lampadina sulla testa, che non vi spaventi, che magari non è un malintenzionato, ma è qualcuno che sta correndo per la nostra città. Però a tutti i nostri partecipanti noi raccomandiamo la massima attenzione, il massimo rispetto per la città dove corrono e soprattutto delle persone, possono esserci persone a passeggio ovviamente. Ricordo che noi aderiamo e sosteniamo la campagna Enjoy and Respect Venezia dell'amministrazione comunale da sempre, da molti anni, da quando è nata, e quindi siamo portatori anche di una partecipazione responsabile. Siamo alla quarta edizione, nelle precedenti edizioni c'è stata qualche, diciamo così, problemino proprio nei rapporti che lei ha citato poco fa con la cittadinanza? Devo dire che siamo rimasti abbastanza favorevolmente sorpresi, da un lato dall'educazione dei partecipanti che hanno capito ovviamente che correvano in una realtà molto particolare, ma anche dall'aggradimento che ha avuto questo da parte dei veneziani, perché? Forse perché appunto anche portiamo questa corsa nelle zone apparentemente minori della città, pensiamo subito dopo la partenza a tutta la zona di Canareggio, il ghetto, la fondamenta della Misericordia, la zona delle fondamente nuove, la zona dell'Arsenale, ma ripeto nei percorsi più nascosti anche. Poi andiamo verso Sant'Elena, ritorniamo verso San Marco nella riva degli Schiavoni, che quelli sono gli spazi un po' più ampi, facciamo al contrario il percorso della Venice Marathon di ottobre, passiamo per Piazza San Marco, acqua alta permettendo, pare che sabato non è prevista e speriamo che sia così, poi andiamo verso l'Accademia, la Salute e infine facciamo la riva delle Zattere, nota anch'essa per la Venice Marathon. Tra l'altro l'amministrazione comunale sta seguendo il suo progetto di dotare i ponti di Venezia delle rampe che in passato facevamo noi come Venice Marathon provvisoriamente, invece si è sviluppato questo encomiabile progetto di rendere praticabile, accessibile sempre più la città, e quindi i partecipanti troveranno o delle rampe definitive, molte rampe già definitive realizzate dal Comune e qualche passaggio comunque provvisoriamente, ma comunque adeguato, più che adeguato. Quindi devo dire è una manifestazione che ha avuto un grandissimo successo fino al primo anno, abbiamo gestito una crescita di 1 migliaio di persone all'anno, quest'anno ci siamo fermati a 3.500 persone, ne abbiamo respinte almeno 1 migliaio, ma a loro diciamo che abbiano pazienza, ma per la qualità dei servizi e per la sicurezza di tutti bisogna mantenere il numero su questi livelli. Poi ovviamente cercheremo con l'aiuto delle autorità competenti di trovare delle soluzioni per poter allargare un po' le maglie della partecipazione. Questo comunque tendenzialmente dovrebbe essere il numero adatto? Ecco. Ma noi pensiamo che con alcuni accorgimenti si potrà pur crescere, sì, di qualche, forse 1 migliaio di persone. L'idea sarebbe, il massimo sarebbe arrivare a 5.000, però chiaramente gli spazi all'arrivo e alla partenza, e ripeto poi anche le strettoie inevitabili, no, in una corsa come questa, dovrebbero portare a delle modifiche rilevanti. La prima che ci è stata suggerita da qualche partecipante è fare 2 partenze separate, staccate, fare quasi 2 gare una dietro l'altra. Vediamo, valuteremo assieme alle autorità, certo che ovviamente è sempre poi difficile dividere, no? Perché con che criterio? Magari c'è una coppia di amici che vuole correre insieme, poi magari vengono sorteggiati uno prima, uno dopo, insomma, non è semplice, ecco. Quindi vogliamo un po' valutare a fondo perché il progetto ha avuto successo e lo sta avendo sempre più, e grazie anche naturalmente all'aiuto di molti sponsor, di molte partecipazioni e di questo volontariato che ci aiuta per gestire al meglio le cose. Ecco, facciamo un po' anche di paragoni per far capire meglio a chi non è vicino al mondo dei runner. I trail cosa sono in particolare? I trail sono delle gare appunto che non hanno dei crismi di
tecnicamente ineccepibili dal punto di vista dei parametri normalmente legati alle corse su strada riconosciute a livello internazionale dalla federazione, quindi certe pendenze, certe pavimentazioni, alcune caratteristiche appunto, per esempio nella maratona non si può correre sullo sterrato, la maratona, quella olimpica, va bene, deve essere su una pavimentazione solida, ecco, non è una corsa campestre, altrimenti si fa una corsa campestre. Ecco. Poi anche le pendenze, esistono le corse in montagna, esistono i trail, esistono le corse su strada invece di tipo olimpico che sono assolutamente legate a alcune pendenze. Ecco, i trail sono gare che consentono di eccedere, trasgredire alcuni parametri per rendere più affascinante l'impegno sportivo e in compenso ti consentono quindi di anche percorrere i tratti delle situazioni che una gara tradizionalmente intesa non potrebbe consentire. E i partecipanti chi sono? Io podista della domenica posso partecipare a un trail? Ma io direi di sì assolutamente, perché comunque le lunghezze sono ragionevoli. È ovvio che una preparazione di base ci vuole, perché comunque in questa specifica manifestazione veneziana vi è un gioco di equilibri, di cambi di direzione, si scende da un ponticello, si prende la fondamenta, poi si gira ad angolo retto nella calletta, quindi il nostro è un trail particolarmente così destinato a persone anche un po' con la corsa agile, leggera, mentre magari chi è abituato a fare le ultramaratone, quelle corse da 100 km o anche più a tappe, ecco, magari sono abituati a un'andatura diversa, quindi probabilmente si troverebbero a disagio. Ma abbiamo visto che c'è un po' di tutto, abbiamo persone anche di una certa età, abbiamo avuto un grande sviluppo della partecipazione femminile, questo in linea con una tendenza peraltro generalizzata negli ultimi anni, dove le donne, devo dire per fortuna, hanno riscoperto evidentemente uno spazio di vita e di passione, soprattutto persone, parliamo di donne non giovanissime, che evidentemente una volta sistemati figli e mariti creano dei gruppi di partecipazione, si associano e scoprono nella corsa dei momenti di, anche perché no, di benessere, di wellness, oltre che di passione sportiva. Quindi abbiamo visto una crescita importante di partecipazione femminile dai 40-45 anni in poi, anche con delle partecipazioni direi diversamente giovani, questo è molto bello, molto positivo. La maratona obbligatoriamente 42 km e 195 metri, sì, diciamo più certo. o meno. Sì. Il trail invece no, 16 trail km può essere. No, possono... Ecco, quindi i 16 km di questa sì, sono trail casuali, insomma. Potrebbero essere leggermente modificati. Probabilmente potrebbero benissimo essere modificati, non è questo. Il parametro della lunghezza non è canonico. Gli unici dati sono come qualifichi la gara. Se tu invece fai una corsa su strada omologata hai delle cifre ben precise, i 42 km della maratona olimpica con i 195 metri fatidici, la mezza maratona, i 21 km e 95 e 97, poi abbiamo qualche volta si fanno le 10 miglia, si fanno o gare, però devi dichiarare una misura. In quel caso la misura viene certificata da una commissione internazionale che viene misurata, quindi viene, come d'altra parte si misura la pista di uno stadio, perché poi è giusto anche che i partecipanti abbiano una possibilità di paragonare la loro prestazione nella maratona di una città piuttosto che di un'altra. Abbiamo parlato abbastanza appunto nello specifico di questo Venice Night Trail, ci torneremo, ma volevo fare una piccola parentesi su Piero Rosasalva, quindi anche diciamo presidente Venice Marathon, ma in realtà fondatore e quindi sostanzialmente il patron, quello che ha visto un po' tutta l'evolversi. L'ho vissute tutte, queste 33 edizioni, stiamo lavorando per la 34esima, quindi è chiaro che parliamo di una lunga storia. Innanzitutto va precisato che i fondatori in realtà sono stati più di uno, un gruppo di amici, eravamo tutti dirigenti della Federazione di Atletica e io in particolare ero il presidente regionale del Veneto all'epoca. E abbiamo visto crescere questo fenomeno, erano gli anni in cui cominciavano le prime corse non competitive, i primi germogli di questa partecipazione amatoriale che fino allora non esisteva, l'atletica era su pista, correvano solo gli agonisti, i professionisti, i semiprofessionisti e assolutamente
addirittura all'inizio, insomma, chi andava a correre per strada era un po' oggetto anche così di commenti scherzosi, perché la corsa non era vista in questo modo. In compenso però avevamo dei modelli straordinari, perché erano gli anni di Orlando Pizzolato, il primo grande campione italiano che ha vinto 2 volte a New York, poi subito dopo abbiamo avuto i successi di Salvatore Bettiol, Lindo Bordin con le Olimpiadi, poi il massimo è stata l'88 con la vittoria a Boston e le Olimpiadi a Seul, quindi Gianni Poli che anche lui ha vinto a New York, insomma, avevamo avuto un boom di maratoneti di elite che ha trascinato poi con sé un fenomeno di crescita. Noi siamo nati nel momento giusto e non casualmente, perché poi Pizzolato era veneto, è veneto, e quindi quando noi abbiamo visto i suoi successi a New York siamo stati costretti quasi a interessarci di questo mondo, e allora abbiamo detto con la federazione italiana, che allora non aveva in Italia grandi eventi del genere, perché maratone non ce n'erano che potessero presentare un fenomeno di massa. Avevamo i campionati italiani di maratona, ma correvano 50 persone, mentre già anche all'estero erano molto meno le maratone, appunto a New York, Londra, Boston, in Europa c'era già qualche maratona importante, però il fenomeno naturalmente è esploso alla fine degli anni 80, quindi 30 anni fa noi siamo cresciuti immediatamente, abbiamo scelto probabilmente un percorso affascinante con tutta la Riviera del Brenta, con l'attraversamento di Mestre e Marghera e poi questi ultimi chilometri a Venezia, e devo dire che anche se abbiamo una soddisfazione, io in particolare che appunto con i miei amici, perché ripeto i meriti non sono affatto solo miei, se meriti abbiamo avuto, abbiamo forse avuto il coraggio di far subito una gara di altissimo livello, organizzativo, promozionale, con grande rispetto per l'ambiente che attraversavamo e con forti messaggi anche solidali e con dei messaggi umanitari, eccetera. Quindi abbiamo arricchito l'evento e devo dire che in una realtà anche non sempre facile come Venezia e anche come del resto del territorio, possiamo dire che ad oggi la Venice Marathon ha una storia di 34 anni di consenso, non ha mai avuto grandi polemiche e neanche piccole polemiche. Tra le varie, che importanza ha invece nell'organizzazione il rapporto con l'amministrazione e le amministrazioni pubbliche? Tra l'altro lei ha vissuto anche entrambi i ruoli in passato. Ma è evidente che una maratona si fa per strada e quindi noi non potremmo farla senza il gradimento e l'accoglienza delle amministrazioni, che poi rappresenta l'accoglienza e il gradimento della popolazione, perché immagino che se ci fosse da parte dei residenti una reazione negativa, le amministrazioni lo dovrebbero registrare. Devo dire che la maratona, forse più di altre manifestazioni, magari di altri sport motoristici o più rumorosi, più impattanti, viene gradita molto, anche perché dobbiamo dire che Venice Marathon, ma non solo quella, perché poi nel frattempo è nata anche la famosa mezza maratona che facciamo a Jesolo a fine maggio, anche quella molto voluta e sostenuta dalle amministrazioni comunali, per non parlare di queste manifestazioni collaterali durante l'anno, hanno anche un grande portato promozionale, perché quando io ho cominciato con i miei amici ad andare a parlare in giro della Venice Marathon, abbiamo descritto il percorso, quando parlavamo della Riviera del Brenta, ahimè all'epoca la Riviera del Brenta o non era conosciuta oppure era conosciuta con delle accezioni non positive, perché purtroppo erano anni in cui la parola Riviera del Brenta era associata a qualcosa di malavitoso e così, mentre la Riviera del Brenta ha una ricchezza monumentale, paesaggistica, ma anche economica, pensiamo a tutta la scarpa, a tutta la storia che ha la calzatura, quindi ecco, devo dire che Venice Marathon ha dato un'impronta persino a Venezia, perché noi abbiamo dato un'immagine più moderna di una città che, parliamo di 35 anni fa, era obiettivamente solo della cultura, no? Non era pensabile a Venezia, ricordo le polemiche quando fu fatto il Giro d'Italia con quella prova delle biciclette, che poi era simbolico, insomma, no? Però ecco, a Venezia la mentalità era molto chiusa, e invece noi, devo dire, abbiamo dato un contributo importante appunto alla politica dell'accessibilità, realizzando le passerelle. Abbiamo stimolato le amministrazioni
a affrontare il problema, che è diventato poi maturo, impellente, ma soprattutto la promozione turistica, perché è un turismo diverso, un turismo giovane, un turismo però di persone comunque educate, persone che stanno alcuni giorni. Chi corre la maratona non può fare il turismo mordi e fuggi, deve riposare. C'è stati degli studi anche fatti con la Camera di Commercio che hanno dimostrato che una maratona, l'ultimo studio di qualche anno fa, ma insomma viaggiavamo poco sotto i 10 milioni di euro di indotto, di cui circa 3/4 nel Comune di Venezia e una parte fuori dal Comune di Venezia. Quindi un indotto anche economico, economicamente positivo, non come il turismo che per carità sempre gradito, ma che comunque porta anche dei disagi. Per le manifestazioni collaterali avete trovato anche avete trovato nel corso di questi 30 anni un parco di San Giuliano che si è dimostrato ideale. La maratona è molto cambiata, la maratona di Venezia è cambiata anche come struttura perché ha saputo adeguarsi progressivamente all'evoluzione del territorio. Noi abbiamo sempre colto anche le tecnologie nuove, no? Per esempio le passerelle per i ponti, l'attraversamento del Canal Grande, i primi anni era una passerella sulle barche a pelo d'acqua, appena invece l'amministrazione comunale di Venezia attraverso la società Insula ha realizzato un nuovo ponte ad arco, smontabile naturalmente, che poi è stato viene usato anche per la festa del Redentore, la Madonna della Salute e quant'altro. Noi subito abbiamo chiesto che venisse realizzato anche per noi, perché così i vaporetti possono passare, non si blocca. Ecco. Naturalmente questo è ancora più valido per quanto riguarda la viabilità, man mano che si sono offerte nuovi percorsi, nuove strade di avvicinamento, così abbiamo potuto evitare magari di intasare le strade più percorse dai cittadini. E su questo è stato assolutamente importante l'apertura del Parco di San Giuliano, che di fatto poi è diventato il cuore pulsante della Venice Marathon, il centro operativo, con la fiera che facciamo nei giorni precedenti, col villaggio degli sponsor, col villaggio dei prodotti legati al running, allo sport, all'alimentazione, al turismo e quant'altro. E il Parco di San Giuliano ha dato una dimensione diversa all'evento, ma anche ha dato, a nostro avviso, abbiamo dato noi anche un modo al parco di essere conosciuto a livello internazionale subito come l'anello di congiunzione tra la città antica e la città moderna. E queste family run che annunciano in qualche modo la Venice Marathon portano ugualmente circa 20.000, si può dire, tra studenti e famiglie. Noi siamo molto orgogliosi delle family run. Devo dire che, con tutto il rispetto per la nostra Venice Marathon, che ovviamente è la figlia prediletta, però noi organizzatori, nel gruppo organizzatore, abbiamo visto la crescita, per non dire l'esplosione delle family run, con ancora più affetto, perché le family run, che sono 4 corse che si svolgono nei 4 sabati di ottobre, destinate al mondo della scuola, e quindi ogni sabato di ottobre in una città, cominciamo a Chioggia, quest'anno il 6 ottobre, poi San Donà di Piave, a Dolo per tutta la Riviera del Brenta e poi a Mestre il giorno prima della maratona. E queste manifestazioni veramente sono state per noi una sorpresa, ma in qualche modo pilotata, nel senso che vogliamo, ovviamente la maratona non è accessibile ai ragazzini, ma volevamo dare dei messaggi legati allo sport in primis, all'ambiente, a messaggi positivi alla solidarietà, perché attraverso le family run si raccolgono molti fondi per beneficenza, per progetti umanitari, e anche ai ragazzi il modo di contribuire al mondo della scuola che ne ha bisogno. Infatti vengono raccolte delle libere contribuzioni dalle scuole che trattengono una parte di questi piccoli contributi delle famiglie e dei ragazzi, e il resto viene devoluto a noi che lo riversiamo a un progetto che viene annunciato prima, come del resto altre charities che noi raccogliamo. Quindi le Family Run sono diventate un progetto a sé stante, appunto con l'arrivo di Chioggia l'anno scorso. Anche per questo noi ringraziamo tutte le amministrazioni comunali che ho già citato prima e tutto il volontariato che si muove anche in queste città, ed è una marcia di avvicinamento promozionale alla Venice Marathon. Ecco, puntualmente Davide Romanut dalla regia sta proponendo le immagini della recente presentazione dei risultati della vostra attività charity, che è stata decisamente importante. Ma noi siamo orgogliosi di questo e devo dire che noi abbiamo sempre dato un messaggio forte su questi temi. Abbiamo cominciato già di primissimi anni della Venice Marathon a cercare il modo di dare segnali concreti
dove ce n'era bisogno, perché pensiamo che dal mondo dello sport in generale, ma della corsa in particolare, perché chi corre ha un rapporto molto attento, molto solidale anche fra di loro, coloro che corrono stanno insieme per ore, no? E quindi al di là magari di coloro dei primissimi che corrono un pochino solo per il tempo, per la performance, e sono ovviamente i grandi campioni, però poi si creano delle amicizie, mi dicono, correndo, no, assieme. Ecco, noi già siamo stati circa 30 anni fa il primo evento abbinato all'Unicef, per esempio, poi abbiamo sviluppato altri progetti, siamo entrati in contatto con delle organizzazioni, per esempio, che sviluppavano progetti di realizzazione di pozzi d'acqua in Africa e ancora oggi partecipano alle nostre charities. È una grande emozione quando poi vediamo arrivare magari le foto di questi realizzazione di questi progetti che noi sosteniamo. L'altro giorno abbiamo presentato le risultanze del 2018 con circa 130.000 euro tra Family Run in parte, ma soprattutto attraverso le charities della piattaforma Rete del Dono, che è un supporto promozionale, con il Rotary che ha fatto un po' la parte del leone, perché col suo progetto per sradicare la polio dal mondo, e altri soggetti molto importanti, molto meritevoli, la Fondazione Banca degli Occhi, la Città della Speranza di Padova e poi altre entità, insomma, del settore dell'assistenza, progetti umanitari di vario genere, anche legati non solo alla salute ma anche alle associazioni che lavorano nelle carceri e quant'altro. E quindi abbiamo raccolto una cifra importante, ormai sono centinaia e centinaia di migliaia di euro che sono stati raccolti nella nostra storia, sicuramente andiamo verso milioni di euro, ma insomma d'altra parte non è un merito nostro ma un merito dei partecipanti che, oltre che partecipare a uno sforzo sportivo, un impegno sportivo, vogliono dare un segnale di questo tipo, e questo mi pare molto bello da parte del mondo dello sport. Abbiamo 2 minuti prima dei saluti, se siamo bravi riusciamo a presentare intanto il manifesto, la maglietta. Beh sì, noi vi aspettiamo tutti a Venezia per venire naturalmente a correre, non solo quegli iscritti ormai, però se qualcuno vuole fare un giretto a Venezia sabato sera, anche solo vedere questa bellissima sfilata di lampadine che correranno non troppo forte per Venezia, sarà un modo diverso di vedere la città. Questa sarà la maglietta che vedrete, quindi ve lo dico soprattutto per i miei concittadini veneziani: se vedete qualcuno con questa maglia giallo-verde bello fluorescente, di notte la vedrete molto bene, non preoccupatevi, non c'è nulla, non sono gilet gialli che vengono direttamente da Parigi, non c'è nessuna volontà di sicurezza, non è successo nulla, almeno speriamo, ma si tratta di partecipanti. Ecco, poi se mi permettete in chiusura vorrei ovviamente ringraziare fin d'ora gli sponsor, in particolare la CMP, che è la Campagnolo, insomma il gruppo Campagnolo che sostiene questa manifestazione, l'autorità portuale del Comune di Venezia ovviamente, ma anche dare appuntamento a tutti poi al nostro prossimo appuntamento, che è il 25 di maggio, sempre in notturna, perché ci piace molto di sera fare queste cose, a Jesolo, per la Moonlight Half Marathon, un altro evento altrettanto di successo che ormai sviluppiamo da molti anni. Abbiamo un minuto, siamo stati bravetti, quindi possiamo anche dirlo. Quanti saranno i partecipanti, potranno essere, anche lì numero chiuso, come verrà per la Moonlight? Per la Moonlight il numero sì, è stimato attorno alle 5.000 unità, lì abbiamo in contemporanea la mezza maratona e la 10 km, quindi in totale saranno molte migliaia le persone. Per la 10 km vi sono ancora dei posti, ma chi si iscrive alla 10 km lo decide nelle ultime settimane. Per la Moonlight, se avete voglia di fare questa bellissima esperienza lungo il mare nella serata bellissima di Jesolo, affrettatevi perché anche lì stiamo raggiungendo i limiti previsti. È tutto sulla costa, quindi Jesolo verso dove o verso anche l'interno della laguna? No, corriamo anche verso la Pineta, lungo il canale, un bellissimo percorso che magari avremo occasione di descrivere più avanti, bellissimo. Ma ci sono vari, e poi anche faremo alcuni chilometri nella movida di Jesolo, per cui ci sarà anche un caloroso pubblico come sempre, però un gran parte sarà lungo il mare in quella bellissima passeggiata prevista, totalmente pedanata regolarmente, non si corre sulla sabbia. Grazie. Arrivederci a sabato sera intanto. Intanto con Venice Night Trail.
Grazie. Grazie per Rosa Salva, grazie per essere stato con noi e grazie anche a voi che ci avete seguito. 7 in punto, come di consueto, torna domattina. Grazie e arrivederci.